La pallavolo arcobaleno è nata a Padova nel 1998 con l'intento di offrire alle ragazze del quartiere un'attività sportiva ben organizzata. Sono passati diversi anni dall'esordio nel campionato FIPAV e gli intenti iniziali della società sono stati ampiamente raggiunti, visto che l'organico annovera squadre iscritte a tutte le categorie giovanili fino alla prima divisione. Col passare del tempo, gli obiettivi del club sono diventati sempre più ambiziosi. Gli obiettivi di quest'anno è consolidare come al solito il nostro giovanile. Noi viviamo nell'ambito del giovanile, operiamo col giovanile e quindi è riuscire a tirare fuori un'altra ragazza che possa andare in Club Italia come è stato possibile quest'anno, la nostra Beatrice Berti, che adesso quest'anno gioca in B1 nel Club Italia. L'obiettivo quindi è continuare a crescere nell'ambito di una collaborazione più ampia. L'arcobaleno simboleggia non solo l'unione di più colori, ma anche di forze diverse. A riprova di ciò, la società quest'anno ha presentato un nuovo progetto. Da quest'anno è partita una collaborazione con Volley Project. È una collaborazione, in questo momento abbiamo 3 squadre che stiamo condividendo. Noi abbiamo un Under 12 che è di pallavolo arcobaleno pura, un Under 13 lo stesso, l'Under 14 è marcata Murialdina, ma in realtà è frutto della collaborazione, sta ottenendo già degli ottimi risultati. Poi abbiamo 2 terze divisioni, una è arcobaleno e Murialdina, l'altra invece è puramente arcobaleno, una seconda divisione e una prima divisione che ha giocato questa sera vincendo, per fortuna, che è frutto della collaborazione di arcobaleno e Murialdina. Quindi una collaborazione che sta cercando di portare dei risultati sul territorio, sta cercando di fare un'aggregazione che consenta alle nostre ragazze di poter avere occasioni di crescita, poter dare strutture, poter incidere il meno possibile sui genitori in termini di spostamenti, dando delle possibilità di crescita importanti. Come proseguirà ancora non lo sappiamo, ma i presupposti di quest'anno, delle prime esperienze, sono molto positivi, per cui siamo fiduciosi. Un arco senza frecce non serve se si vogliono colpire obiettivi ambiziosi. Per fortuna i dardi la società li ha trovati anche quest'anno. La collaborazione che stiamo mettendo in atto con la Murialdina serve anche per dare più forza a chi ci dà una mano. Chiaramente in questo momento di congiuntura è molto difficile trovare degli sponsor che ci aiutano. Noi dobbiamo ringraziare i nostri amici di Techimp e Archeometra che ancora ci sostengono e quelli che ci danno un po' di aiuto. Un ringraziamento in particolare anche in questo momento credo sia importante che tutto lo sport padovano lo faccia alla Fondazione Cassa di Risparmio, che in collaborazione con il CONI, quindi merito del Presidente Ponchio e del Segretario Generale Stefano Camporese, con l'iniziativa Sportivamente ci stanno aiutando tantissime società dilettantistiche con degli aiuti, contributi in materiale, quindi non soldi ma solo materiale. Questo è importantissimo per noi perché ci aiuta a fare il nostro lavoro senza dover attingere alle tasche delle famiglie che in questo momento sono già in grossa difficoltà. Per noi è importante anche la collaborazione con il Comune di Padova che ci mette a disposizione 2 strutture, una terza è a disposizione parzialmente che è la tensostruttura di Forcellini, sulla quale speriamo sempre con l'aiuto della Fondazione di poter avere gli spogliatoi per poterla rendere agibile anche per le competizioni e completare un polo sportivo di interesse importante. Il direttore tecnico ci illustra la composizione del settore giovanile. Il settore giovanile della pallavolo arcobaleno si compone di un Under 14, un Under 13, un Under 12 e il settore mini volley e poi il settore diciamo senior invece vede 2 terze divisioni, una seconda e una prima. Qui queste terze divisioni, una un po' più giovane formata praticamente da Under 16 proprio per la prospettiva come vivaio di quella che sono la seconda e la terza divisione, la prima divisione. Il settore giovanile viene seguito da una serie di tecnici che principalmente per quel che riguarda il mini volley, l'Under 12 e l'Under 13 vengono proprio fuori anche dalla pallavolo arcobaleno in quanto giocatrici o ex giocatrici. Per il resto abbiamo avuto una collaborazione dal parte della Murialdina con la prima divisione, l'ingresso di Gianni Candeo, e proprio importante è la collaborazione con la Murialdina in quanto ci ha permesso di poter costruire 3 squadre importanti quali la prima categoria e dunque la prima divisione, questa terza divisione molto giovane e un Under 14 decisamente interessante. Senza dubbio interessanti saranno gli sviluppi di questa sinergia tra diverse società sportive di Padova. Auguriamo all'arcobaleno di scoprire altri talenti per dimostrare che il lavoro svolto sin qui non è stato il frutto del caso.